Buongiorno a tutti, sempre live from Vinitaly. Siamo qui con Alessandro Crosato dell'azienda Giovanni Crosato, che ha in serbo per noi una particolarità e una novità. Una novità che verrà presentata a Cantina Aperte quest'anno. Parliamo prima della particolarità, Alessandro. Beh, credo sia d'obbligo. La novità che abbiamo presentato quest'anno è il Rosso d'Argilla, un particolare tipo di vino che abbiamo realizzato per la prima volta noi qua in Friuli, diciamo un'anteprima europea, perché siamo stati i primi, diciamo, che hanno avuto questa idea di mettere il vino nelle anfore. E come ha detto, come ha anticipato lei, una novità è la nuova sede dell'azienda che abbiamo appena finito di costruire a Cividale del Friuli, in via Fornalis, in provincia di Udine, dove appunto, dopo aver già provato a fare questo vino nelle anfore, aver visto che è diventato un prodotto abbastanza particolare e ricercato, con la creazione della nuova cantina abbiamo deciso di dedicare una parte del fabbricato appunto all'affinamento del vino nelle anfore, come vuole questo vino. Ma quindi in occasione di Cantine Aperte ci sarà l'inaugurazione della nuova cantina? Esatto, sì, se i tempi ce lo permettono vorremmo poter realizzare Cantine Aperte nella nuova sede, dove appunto presenteremo la nuova sala dove sono state collocate le anfore e dove appunto questo vino è nato. Ma ci puoi spiegare questo vino, la caratteristica? Diciamo che è un metodo nuovo, un metodo nuovo, potrei dire un metodo antico, nel senso questo è come è nato il vino, come ci insegna la storia, come ci sono i reperti. Una volta il vino veniva affinato e conservato nelle anfore. Queste anfore donano delle caratteristiche sia sensoriali sia organolettiche diverse, come può essere un vino affinato nelle baricche, come c'è chi preferisce tenerle in certi recipienti, chi fa diversi tipi di affinamento. Questa tecnica l'abbiamo scelta perché secondo noi in questo mondo e anche in questo settore, che è il vino, che pian piano si sta andando sempre più nell'uguaglianza, nel senso la tecnologia ormai sta portando tutti a pari livello, ritornare un po' alle origini, all'antichità, come era una volta, mi sembra una cosa giusta e dovuta.